Favara proseguono le attività di raccolta differenziata dei rifiuti. L'intervista alla sindaca Anna Alba su prevenzione e soprattutto repressione. A Favara prosegue soprattutto sotto il profilo dei controlli, il profilo prettamente repressivo, il servizio di raccolta differenziata. Sì, abbiamo detto che avremmo tolleranza zero e così è stato. Stiamo effettuando un controllo fitto e monitorato all'interno di tutto il nostro territorio. Abbiamo detto che dobbiamo reprimere tutte quelle antipatiche corde appese con il sacchetto e devo dire che la città sta rispondendo bene. Abbiamo dato la disponibilità presso il comune di ritirare il cassetto per conferire il rifiuto e vedo che la cittadinanza sta rispondendo positivamente. Ancora abbiamo molto da fare perché il livello della differenziata è circa al 23%, quindi è ancora troppo basso. Dobbiamo migliorare il sistema e metterlo a regime, perché una differenziata che ci porti a livelli molto alti avrà sicuramente un riscontro anche nella bolletta, che è poi quello il risultato finale che interessa l'utente. Quindi innanzitutto il mio appello è rivolto a tutti i cittadini di richiedere il cassonetto qualora non ce lo abbiano e di evitare di conferire i rifiuti verso gli alberi o le aiuole, perché davvero diventa antipatico. È un segno di civiltà. Io ho sempre detto, così come tutti i cittadini mi hanno votato per il cambiamento, è giusto che loro insieme a noi optino per il cambiamento, quindi lo praticano. Ognuno nel proprio piccolo può fare grandi cose. Non buttare un sacchetto dei rifiuti presso una villa o presso delle aiuole è davvero già un senso di civiltà. Non insegniamo questo ai nostri figli, insegniamo a differenziare bene, perché siamo un popolo che può fare e può raggiungere un livello di differenziata davvero elevato.